probabilmente perché in questo libro si raccontano davvero tante storie. Si racconta la storia di contrapposizione dei francescani con il comune quando si doveva fare un asilo che in realtà parte del convento venne acquisita da una stretta. Dico adesso, non dico voi che io non sono parentela, perché è corso. Si racconta e viene pubblicata una poesia inedita, bellissima, all'inizio dell'Ottocento, dal titolo La Santa Croce, perché la moglie del padrone era come dire, vedeva questa croce e quindi si sentiva quasi stregata e faceva davvero impressione e addirittura pagò per farla tirare giù. E un poeta, si chiama Caravella, ha scritto una poesia che si può leggere e si legge davvero in maniera molto graziosa. Si raccontano le storie delle precedenze di litigi nella processione. Ad esempio i francescani fossero ben volentieri i domenicani, ma quando ci fu la processione del Corpus Domini si cominciò a litigare meglio. I domenicani prendevano la precedenza in processione e anche lì ci sono storie su storie. Quindi insomma un libro molto ricco, è davvero da leggere. Adesso passo la parola alla professoressa Barba, figlia di un fervente credente, nonché docente di professione e storico per passione, quindi una persona cresciuta a tale cultura che ci illustrerà gli aspetti culturali del libro. Professoressa Barba. Essere qui stasera in mezzo a questi illustri studiosi e di fronte ad un pubblico così numeroso e partecipe è per me un onore e motivo di grande gioia. La mia presenza qui, in verità, vuole essere un omaggio ad un antico legame di amicizia che ha unito il carissimo padre Luigi Savia a mio padre, Angelo Palma. Un legame di amicizia che affonda le sue radici intorno al 1950, quando mia nonna Calogera Castiglione, e le sorelle Sapia, due zie di padre Luigi, erano assidue frequentatrici del convento di San Francesco, poiché terziarie francescane e miridi dell'Immacolata. Quelli erano gli anni in cui si sviluppava a San Francesco un notevole movimento giovanile, grazie al carisma autenticamente francescano di padre Giovanni Nigrelli, che fu molto attivo nell'opera di reclutamento delle vocazioni francescane. Tra i tanti ragazzi che il mite padre Nigrelli indirizzò alla formazione religiosa dei conventuali c'erano proprio padre Luigi, mio padre, e tanti altri giovani mussomelesi, magari oggi qui presenti, che si distinsero poi non solo nella dimensione religiosa, ma anche in quella laica. Dunque, tante sono state le esperienze, anche nei periodi di tempo separati, i luoghi, ma soprattutto i valori che hanno condiviso. Come non ricordare il collegio di Marineo prima e quello di Montevago poi, tra gli anni 50 e gli anni 60, in cui entrambi ebbero la fortuna di incontrare educatori e maestri di grande esperienza, profondissima cultura, che incisero notevolmente poi nella loro formazione umana e culturale. Ecco perché, quando le scelte della vita li hanno condotti a percorrere strade diverse, non solo i rapporti non si sono mai rovesciati, ma molti sono rimasti di interessi in comune. Primo tra tutti il profondo attaccamento alla storia e ai costumi del nostro amatissimo paese. Con grande piacere ho appreso proprio qualche giorno fa, durante un'interessante conversazione proprio con padre Luigi, che anni addietro fu proprio mio padre a proporgli di scrivere la storia della Chiesa e del convento di San Francesco. Evidentemente gli conosceva la cultura, il metodo, gli strumenti di analisi che uno studioso scrupoloso e appassionato deve possedere per conferire credibilità e autorevolezza al proprio lavoro. Ma soprattutto lo considerava la persona più idonea a compiere questo profondo atto di amore per il San Francesco all'Immacolato.
ha colpito è proprio questo, che lo fa per amore di chi ci ha preceduto, per amore della propria comunità, per amore e profondo attaccamento alla nostra terra. Con uno stile scorrevole e chiaro, che tiene conto della destinazione dell'opera più ai concittadini che alle biblioteche, l'argomentare è semplice, diretto, a volte anche ironico, come di chi osserva e narra con affetto la nascita, il trascorrere della vita, ma purtroppo, ahimè, anche il compimento di questa realtà. Il volume è ricco di immagini ed espressioni significative che vengono magistralmente utilizzate dall'autore per richiamare l'attenzione del lettore e suscitarne il vivo interesse. Cito proprio qualche immagine significativa. La similitudine tra il fulmine naturale che nell'agosto 2011 si abbatté sulla chiesa, provocando soltanto danni irrimediabili alle cose, e invece il fulmine capitolare del 13 marzo 2012 che, comunicando la decisione di ridimensionamento e chiusura di alcuni conventi, tra cui purtroppo quello di Mussomeli, sconvolse la vita dei frati e della comunità mussomenese. Ma ci sono altre immagini che tra l'altro a me sono piaciute tantissimo. Ecco, in particolare ne voglio citare due. Ecco, ci trasmettono proprio l'intensa partecipazione dell'autore, una partecipazione emotiva. Sono quelle immagini che richiamano il canto del cigno e la mitica Fenice, e mi riferisco in particolare, ecco, agli eventi degli ultimi anni, quelli che fanno riferimento al 2013-2016. Il canto del cigno è la prima immagine, ecco, ci invita a ricordare la nota credenza che il cigno morendo intona il suo canto di doccia. A cosa fa riferimento? Ecco, vuole dar conto dell'operato di questa ultima comunità conventuale con il guardiano padre Antonio Damiano Caruso d'Altono e i due frati di famiglia, Luigi Sabina e fra Cherubino di Stefano. Comunità conventuale che si è distinta per la sua opera pastorale e spirituale, rappresentando per la popolazione mussomenese e soprattutto per i giovani un importante punto di riferimento. Dice poi l'autore: nel 2024 si compiranno 500 anni dalla fondazione del convento, nei quali la leggendaria Fenice muore bruciata sul rogo di erbe aromatiche. Rinascerà dalle proprie ceneri? Sempre di sì, ma con l'anticipo di 8 anni. Un leggendario parto di resurrezione, prematuro ma copioso. Non mancano all'interno del volume interessanti pagine dedicate anche alla poesia. Vi riferisco all'interessante poemetto La Santa Croce del poeta popolare Francesco Canalella, nato a Mussomeli nel 1888 e morto nel 1947. Egli appartiene a quella schiera di poeti mussomelesi che hanno saputo cantare l'anima autentica di questo popolo. Per la verità, grazie alla gentile concessione della professoressa Angela Canalella, che ha messo a disposizione il manoscritto del nonno, questo poemetto, già nel 1986, e guardo il signor sindaco, è stato oggetto di studio da parte degli alunni del professore Angelo Barba. Il signor sindaco proprio era il professore Angelo Barba in quel triennio, nel contesto di una sperimentazione didattica della scuola media Leonardo da Vinci. Il poemetto, in 38 ottave dialettali, nel libro di padre Luigi viene riportato come fonte storica. Esso infatti trae l'argomento da un avvenimento storico verificatosi a Mussomeli il 29 aprile del 1906, quasi una sommossa popolare a difesa della Santa Croce che si trova tuttora davanti alla chiesa di San Francesco,
espressioni di ali vivaci, il poeta Canalella descrive la rabbia del popolo rossonerese nei confronti della baronissa indiavolata che trova il sistema per raggiungere il suo obiettivo e far togliere la croce. Allora racconta il poeta: lo popolo gira tutta la strada, tutti quanti gridando ad alta voce: abbasso la baronissa indiavolata, e viva Gesù Cristo e la sua croce sarà per noi in gloria innalzata, in onore di Dio e con la croce. Ma Dio, che affanna e che consola, ascolta anche le preghiere della baronissa tramortita di terrore e scandalo. E vedendo la sua afflizione e già preghiera fatta con fervore, alza la mano di sa passione. Giù popolo si calma, lo furore si sguaglia senza nostro offensione. Significativo infine il messaggio del poeta, che dopo aver lodato la Santissima Trinità così conclude: la Santa Croce porta la vittoria, adorata da tutti sempre sia, abbracciando la croce senza gloria, sedeggi in terra e il cielo salve Dio. Ed è proprio con questi versi che ci trasmettono tanta serenità e speranza che io voglio chiudere qui il mio intervento, ringraziando il carissimo Padre Luigi Savia per averci voluto donare questa preziosa opera, che per varietà e ricchezza di contenuti sarà sicuramente utile per